Buona giornata, benvenuti, bentrovati. Altro appuntamento dedicato al mondo dello sport attraverso la nostra web tv www.venetoglobe.com. Vi ricordo, potete trovare in questi nostri canali, sia Facebook che YouTube, tutti i nostri servizi, le interviste con modalità on demand. Per quanto riguarda invece il digitale terrestre, canale 95 di Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia, che per quanto riguarda il canale 95 potete vedere appunto in Veneto e Friuli Venezia Giulia. 19:40, 19:45 la prima uscita e poi nel corso della serata la seconda, nella mattinata replica per quanto riguarda la terza nostra uscita. Apriamo con il tennis quest'oggi con la Spagna di Rafa Nadal, che dopo il trionfo in Davis trascina i suoi anche ai quarti di ATP Cup, a caccia insomma alla Spagna del doblete o, se preferite, della doppietta all'italiana. Basket in Eurolega, stasera la 18ª giornata, Milano ospita i greci del Panathinaikos, un incontro tosto. Nell'Eurocup, completata la prima giornata delle top 16, il prossimo turno proporrà tra l'altro una sfida tutta italiana tra la Reyer Umana Venezia e il Brescia. In Champions, passo falso di Brindisi che cede a Digione per 88-93 e nel settore femminile, in Eurolega Donne che vedete, Venezia, l'Umana Reyer supera le turche del Zelekecek per 70-61. Anche Schio sconfigge le russe della Dinamo Kursk per 70-53. Rimaniamo sempre nell'ambito della pallacanestro di Serie A1 maschile e con la TVB che è leggermente in crisi dopo alcune sconfitte e attende la difficile trasferta di Milano contro l'Olimpia. Intanto andiamo però a sentire Max Menetti cosa ha detto dopo la sconfitta di Varese. Beh, innanzitutto complimenti a Varese per la vittoria. Naturalmente siamo dispiaciuti per non essere riusciti a portare a casa 2 punti che sarebbero stati molto importanti. È un momento difficile, ma gioco forza sono i momenti nei quali bisogna per forza passare per rimanere e per crescere e per rimanere in pianta stabile a questo livello. È un momento difficile soprattutto in generale per le nostre condizioni. Non ho niente da dire ai ragazzi perché oggi hanno dato tutto, anzi probabilmente hanno provato anche a dare qualcosa più di tutto e da lì è nata anche un po' di frustrazione che ci ha fatto fare anche degli errori un po' sciocchi. Hanno dato tutto e le partite su cui Recrimico, sapete, sono quelle che purtroppo sono già andate, ma non voglio vedere il passato, voglio vedere avanti con grande positività. La cosa più importante adesso è mantenere la salute che sembra che abbiamo ritrovato, ricominciare a lavorare con continuità per ritrovare quelle che sono poi le nostre caratteristiche. Ecco, quindi grande fiducia nei ragazzi, questi momenti ci faranno crescere, ci devono fare crescere per il nostro unico grande obiettivo che è quello di rimanere in Serie. Mi fanno notare che mi sono espresso male, la sconfitta con Varese, ma si è giocato alla Palaverde di Carità di Villorba. Per la pallavolo adesso ci sono le qualificazioni a Berlino e Prandi, che è questo signore che vedete inquadrato, con la Bulgaria ha eliminato la Serbia che aveva conquistato, lo ricordiamo, l'oro a Parigi. In semifinale ci vanno 3 squadre guidate da altrettanti tecnici azzurri, la Bulgaria come detto di Prandi, la Germania di Giani e la Slovenia di Giuliani. Oggi semifinale tra Slovenia, Bulgaria e Germania, Francia, domani la finale. Nella pallavolo femminile la Turchia di un altro italiano, Guidetti, esce dai giochi per mano della Germania. Polonia, Olanda, Germania e Croazia, guidata tra l'altro dal nostro tecnico, dico nostro insomma perché è dell'Imoco Volley Conegliano, Santarelli, e le Pantere che vedono De Cruyff per la Germania, per l'Olanda, scusatemi, Volos per la Polonia e Göret per quanto riguarda la Germania. Beh, loro sono ancora in corsa per Tokyo, leggermente favorite sicuramente De Cruyff e Volos che potrebbero prenotare già le semifinali, mentre Santarelli e la sua Croazia sono stati battuti al debutto dalla Turchia, quindi la cosa si complica notevolmente. Sabato semifinali e domenica finale.
L'Imoco Conegliano, tanto per rimanere in tema, in A1 femminile ha vinto a Trento il torneo contro la squadra di casa che milita in Serie A2. Risultato finale 3-1, buona la prestazione soprattutto di Folì e di Silla, che è ritornata in campo a pieno regime. L'Imoco ritornerà in campo il 15 gennaio in casa di Monza, che metterà in campo la nuova arrivata, l'Americana Plummer. Stabiliti anche i quarti di finale di Coppa Italia, il 29 gennaio si giocherà alle 20:30 tra Imoco Chieri e poi Final Four a Busto Arsizio sabato 1 febbraio, domenica 2, poi la finalissima alle ore 18. Nella pallavolo maschile per il Motta di Livenza, qui vediamo la premiazione e presentazione appunto di questa borsa di studio titolata al collega Marco Guerrato. C'è stata la sconfitta casalinga contro Torino per Motta per 3-1, il prossimo turno in trasferta a Bolzano contro l'ultima della classe. Andiamo in Serie C, dove il team Spes Conegliano ritorna in campo sabato 11 alla Zoppas Arena contro l'Aduna Volley Padova. Zoppas Arena che ospiterà appunto la capolista, cioè il team Spes Conegliano, e l'Aduna Volley invece si trova in una posizione di classifica più centrale. Parliamo di rugby adesso con i Leoni del Benetton, che hanno perduto sabato contro Glasgow e ora si gettano nella Champions, che ritorna con ben 2 gare. La prima in trasferta contro Northampton, la seconda in casa contro la corazzata Leinster, che ha preso decisamente ormai pensiamo decisamente, scusate la ripetizione, il largo. Sentiamo le parole di Antonio Rizzi dopo la sconfitta con Glasgow, eccolo. Sì, come hai detto tu, una partita strana perché loro sono stati veramente bravissimi, hanno tenuto il possesso e ci hanno messo in grossa difficoltà. Noi siamo stati altrettanto, secondo me, bravi in molti aspetti, ma purtroppo non è servito per portare a casa il risultato, poi un risultato un po' bugiardo verso la fine, perché noi abbiamo cercato di recuperare con anche qualche azione forse un po' più pericolosa e ci hanno puniti. Loro partiti subito a razza, a 1000. Sì, loro sono arrivati qua, sapevano che era una partita fondamentale, lo sapevamo ovviamente anche noi, e infatti sono venuti a Treviso con una carica diversa da quella che comunque con la quale erano arrivati già l'anno scorso o che avevamo visto anche noi durante la settimana. E quindi il merito soprattutto è stato loro, perché hanno giocato come una grande squadra quale sono. Conferenza stampa si è sottolineato il fatto che si ricomincia, c'è un'altra gara da subito, da andare avanti e quindi cancellare questo. Sì, ovviamente il nostro girone è un girone abbastanza difficile, perché siamo tutte ancora con la possibilità di entrare nei playoff, ovviamente siamo a metà stagione. Quindi dobbiamo guardare partita dopo partita, settimana dopo settimana e tornare ai livelli in cui comunque abbiamo finito la stagione scorsa. Antonio Rizzi, mediano d'apertura del Benetton Rugby, che è entrato bene nel match, ha fatto anche una buona gara per i minuti in cui è rimasto in campo. Parliamo di calcio perché l'Inter, per esempio, per la Serie A si lavora su Tonali, eccolo qui, Brescia, e si continua a sperare poi in Vidal, eccolo qui, per un suo ritorno alla Corte di Conte. C'è il Barcellona che deve decidere cosa fare con il giocatore, anche se l'ultima uscita dal campo tra lui e Valverde non è stata delle più felici. L'Inter punta anche su Young dello United, che tra l'altro in queste ore ha rifiutato il rinnovo. L'Atalanta rivede in campo Zapata, eccolo qui, era un pochino più giovane magari di quello che è adesso, e tratta con il Milan per il ritorno in nerazzurro di Mattia Caldara. Decisamente sfortunato il giocatore, che dall'Atalanta è andato prima alla Juve, poi passaggio al Milan, nell'affare Bonucci, nel ritorno di Bonucci, e adesso potrebbe ritornare a Bergamo, dove quantomeno potrebbe giocare da titolare. Il Milan vorrebbe anche Kjaer del
dell'Atalanta sempre e punta sull'interista Politano, eccolo qui. Sabato vediamo le partite in campo: Cagliari-Milan, Lazio-Napoli e Inter-Atalanta, belle partite. A Napoli sembra fatta intanto per Dem, eccolo il giocatore, mentre si parla tanto di Lobotka in arrivo e a luglio potrebbe anche arrivare Amrabat, che è un giocatore, un centrocampista dal Verona. Per quanto riguarda il calcio, stasera ottavi di finale di Coppa Italia, gli amanti del calcio non perdetevela, si gioca alle ore 21:15 a Torino con i Granata che affronteranno il Genoa. La Serie B con venete e friulane ben piazzate, quantomeno il Pordenone di Tessera al secondo posto in solitaria, la ripresa del campionato il 17 alle ore 21 con Frosinone-Pordenone. Poi sabato ci sarà Cremonese-Venezia con la Cremonese che riporta in panca Rastelli che ha sostituito Baroni, quindi ritorna Rastelli. Chievo-Perugia e poi domenica si giocherà Spezia-Cittadella. Nella Serie B femminile il Permac Vittorio Veneto nell'anno nuovo il 5 ha perso contro il Mozzecane per 3-2 ed è scivolato in basso alla classifica. Il 12 gennaio, domenica, Permac in casa contro la Riozzese. In Serie C maschile la Nerossi Vicenza in vetta con 45 punti, 4 sulla seconda. Nel girone B si giocherà sabato alle 19:30 tra Triestina e San Benedettese, una Triestina che ha ceduto Beccaro al Sud Tirol. Domenica Fano affronterà il Padova, Rimini contro Feralpi Salò, Virtus Verona Gubbio, Arzignano Imolese e Fermana Vicenza. La Serie D con il Campodarsego che vincendo a Feltre per 1-0 ha consolidato la sua leadership in classifica. Il Montebelluna, il Prodeco, il presidente ha aperto nuovamente il mercato, vedremo se accaserà qualche rinforzo necessario. Il Montebelluna sarà ospite del Campodarsego e si giocherà come tutto il girone nella giornata di sabato, perché poi il 15 è previsto un turno infrasettimanale che al Montebelluna vedrà ancora arrivare il Legnago, che è sorprendentemente in secondo posto in classifica. In eccellenza nel girone A Giorgione che ha perduto contro l'Arcella per 4-3 nel finale di gara e scivola un po' dalle posizioni alte della classifica. Nel girone B invece, che seguiamo da vicino, Liventina Lia Piave 3-2, Real Martellago Montello 2-2, Porto Mansuè Union Pro 7-1, dicevamo ieri il rischio del salto di panchina di Gionco che è ancora comunque saldamente alla guida della squadra, mentre si è dimesso il mister del QDP, dell'Union QDP Turchetto, che ha lasciato dopo la sconfitta contro la Robeganese. La squadra per il momento è stata affidata al secondo tecnico Bondonno in attesa di cercare un nuovo tecnico sul mercato. Porto Gruaro San Giorgio Sedico 2-0, Noale Spinea 1-0 ed Eclisse Vittorio Veneto 1-1. Andiamo a sentire il capitano dell'Eclisse, Daniele Scarabel. Portiamo a casa un punto, forse ai punti qualche cosina in più meritavate, però loro non hanno mai mollato. Sì, diciamo che il primo tempo è stato un primo tempo un po' sottotono da parte di tutte e due le squadre, è stato sbloccato su una palla inattiva, altrimenti secondo me finiva in pareggio. Il secondo tempo un po' più combattuto, sapevamo che loro erano bravi sulle palle inattive, palle alte, infatti in area abbiamo rischiato su tutte le punizioni e calci d'angolo. Abbiamo concesso quella punizione, fatalità abbiamo preso gol e sì, portiamo a casa un punto che comunque va sempre bene, però diciamo che l'approccio del secondo tempo non è stato quello che volevamo, insomma. Sbaglio, io ti ho visto partire un pochino più indietro rispetto alla posizione che occupavi e che poi sei tornato ad occupare. In realtà sì, forse un po' più indietro sì, per schermare un po' di più magari certi passaggi che delle volte erano anche forse troppo basso perché tendevo a schiacciarmi con i centrali, quindi sì, forse era magari da alzarsi un po' di più e dare un po' di più pressione in avanti, quello sì. Sta tirando un po' il fiato Cibin, perché prima avevi due bocche da fuoco da versare sul destra e sinistra, sta tirando un po', ma ci sta insomma. Sì, diciamo che Cibin dopo l'ultima partita ha preso anche una grossa botta e ancora in fase di recupero, e lui è sempre generoso, quindi sì, non si può dire niente, ma secondo me rientra alla grande, sì. L'1-1 con i risultati che ci sono stati, insomma, va bene ad entrambi. Sì, diciamo
diciamo che cambia poco, siamo sempre lì, è sempre da continuare e fare più punti possibile perché è una classifica corta e non bisogna rimanere inguaiati perché sarà fino alla fine una lotta per tutti quest'anno. La fidanzata era in tribuna, deve aspettare per il primo gol del 2020. Toccherà aspettare ancora, sì. Glielo auguriamo il più presto possibile a Daniele Scarabel, capitano appunto dell'Eclisse Careni Pievigina. Un'ultima notizia di calcio riguarda il Treviso perché come saprete ci sono state le dimissioni in serata, nella serata di ieri di Gianfranco Bellotto. Al suo posto entra Andrea Darold che era già il tecnico all'Academy Treviso della formazione Juniores, quindi non si sa se in casa Treviso continuerà Andrea Darold oppure si andrà a trovare una soluzione diversa. Staremo a vedere. Certo che la situazione a Treviso, come diceva il suo presidente, tra l'altro Sandri, c'è la società ma manca forse la squadra. Passiamo al basket per chiudere. Vi ricordo Ponzano che giocherà nel prossimo turno ancora in trasferta a Bolzano, mentre si attende di mettere un po' chiarezza in questa Final 8 di Coppa Italia di Serie B per la Ruker Sanve, che sa che il 6 marzo affronterà Palestrina, poi se dovesse vincere potrebbe affrontare Bernareggio o Matera. Staremo a vedere e soprattutto attendiamo di sapere dove si giocherà questa benedetta Final 8, se a Ravenna oppure a Torino. Rimanete comunque sempre con noi su www.venetoglobe.com e sul canale 95 di Caffè TV 24. Buona giornata e buona serata a tutti voi.